Benvenuti, oggi è domenica 4 agosto 2024. Il sole sorge alle 6:06 e tramonta alle 20:05. La luna sorge alle 5:44 e cala alle 20:29. Oggi è il giorno di San Giovanni. Il nome Giovanni ha origine ebraica e significa dono del Signore. Esistono oltre 300 santi e sante che si chiamano così. Il 4 agosto si celebra la giornata mondiale del gufo, il volatile per eccellenza, simbolo della notte. Il gufo è un rapace che fa parte della famiglia degli strigidi, tipo di famiglia di rapaci notturni, diffuso nel Nord America, in Europa e in Asia, e vive principalmente nei boschi e nelle foreste di conifere. Secondo la leggenda, Gengis Khan fu salvato da questo rapace, che lo avvisò dell'arrivo dei nemici nella notte. Per questo motivo, nell'antichità il gufo era un animale sacro per i tartari e veniva rappresentato sui vessilli dei re. È durante le ore buie che il gufo caccia una grande varietà di piccoli animali: topi, talpe, scoiattoli, pipistrelli, ratti, uccellini e insetti. Durante il giorno, invece, solitamente dorme nelle cavità degli alberi o in vecchi ruderi, perfettamente mimetizzato dal piumaggio. Buon compleanno all'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama, che oggi festeggia 61 anni. È stato alla guida del paese dal 2009 al 2017, primo afroamericano a ricoprire questa carica. Il settimanale Time lo ha designato persona dell'anno nel 2008 e nel 2012. Nel 2009 ha ricevuto il premio Nobel per la pace. Compie 44 anni Alessandro Di Battista, politico e attivista romano legato lungamente al Movimento 5 Stelle, con il quale è stato deputato e da cui si è staccato l'anno scorso per divergenze di vedute. È autore di 5 libri e 3 documentari. Infine, auguri a Meghan Markle, che oggi compie 43 anni. Attrice statunitense, meglio nota come duchessa del Sussex dopo il matrimonio con il principe Harry d'Inghilterra. La coppia ha 2 figli. Nel 2020 i coniugi hanno annunciato la volontà di ritirarsi dagli incarichi pubblici della famiglia reale e di voler diventare finanziariamente indipendenti, trasferendosi prima in Canada e poi in California. Aveva parlato con Vincent van Gogh, da lei definito brutto, trasandato e consumato dall'alcol. E aveva presenziato al funerale di Victor Hugo, quando Jean Calment morì ad Arles, in Francia, il 4 agosto del 1997. Aveva 122 anni. Si spegneva quel giorno la donna più longeva della storia. Ma sapevate che è possibile far muovere i treni con delle calamite giganti? Si tratta dei treni a lievitazione magnetica che viaggiano grazie alla presenza di grosse elettrocalamite che li tengono sospesi di circa 1 centimetro sopra i binari, e l'unica forza che si oppone al moto è quella dovuta alla resistenza dell'aria. Ed è proprio grazie a questo se in Giappone è stato costruito un treno che ha raggiunto la velocità dei 630 km all'ora, record mondiale nel 2015, anche se 505 km all'ora è la velocità massima stabilita per il servizio commerciale. Buona domenica ai 12. Oggi la domenica si apre con un novilunio stupendo. Il sole e la luna sono congiunti. Cambia l'intera luce dello zodiaco nel segno fisso del leone, che rappresenta il cuore dell'estate. Vediamo cosa accade ai 12. Ariete, un bellissimo novilunio per voi. Accade nella vostra quinta casa ideale, quindi la casa della fortuna.
delle passioni, degli hobby dei figli e di tutto quello che di bello vi piace fare o essere nella vita. E anche la casa della fortuna, quindi utilizzatela bene. Oggi passerete una splendida domenica. Toro, novilunio di quadratura, quindi un novilunio che vi dovrà fare decidere di cambiare qualcosa nella vostra logistica, nella vostra casa, intesa come struttura, o anche nell'ordine e nell'assetto della vostra famiglia, intesa proprio come dinamica affettiva. Pensateci bene. Gemelli, il novilunio per voi è un novilunio quanto mai fortunato, proprio perché si forma nella vostra ideale terza casa, vostra consignificante, e quindi aumenta decisamente il valore della comunicazione, ed ecco che finalmente vi ritrovate a essere voi stessi nelle forme comunicative ideali. Il vostro Marte e il vostro Giove che ospitate nei vostri gradi sono assolutamente corroborati dalla luce del luminare diurno e quello notturno. Buon novilunio e soprattutto buona rinascita. Esprimerete di voi delle cose nuove. Cancro, la vostra luna da spettacolo è nel regno accanto, quello del sole, ma si congiunge alla sua luce, come se oggi non ci fosse né una notte né un giorno, ma un'intera dimensione di luce, una schiarita importantissima che arriva grazie ad un lavoro di squadra, un sostegno familiare che finalmente vi fa stare sereni. Questo è il novilunio delle certezze. Leone, la giornata di oggi fa formare il novilunio proprio nei vostri gradi, ed ecco che Sole e Luna congiunti vi faranno splendere. Nel vostro cuore c'è tanto amore, un lieto evento ha anche dinamizzato di molto le dinamiche familiari e voi siete felici con attorno tutte le persone che amate. Tra un po' torna di nuovo la passione. Vergine, sta per arrivare Venere, ma già sentite dentro di voi una profonda riflessione che ha a che fare con Luna e Sole, quindi chiarezza nel vostro inconscio. Forse finalmente siete riusciti a focalizzare qual è l'errore di sistema che inceppa un po' tutto, forse siete più disposti a perdonarvi e soprattutto a fare quel cambiamento che vi porterà a cambiare la vostra vita e a stare bene soprattutto con voi stessi. Bilancia, un novilunio che ha a che fare con una magia del tutto amicale, d'affinità elettiva, il novilunio degli incontri e il novilunio delle sorprese, tanto in amore quanto nella vostra vita. Oggi vi arriva anche una bella notizia da casa, anche se molti di voi saranno lontani. Bene, non c'è che da sperare per il meglio. Scorpione, un novilunio di quadratura per voi, quindi molto probabilmente un novilunio che vi chiede di occuparvi poco prima delle vacanze di che ne sarà del vostro lavoro e di come organizzarvi per il vostro rientro. Una riflessione doverosa proprio perché per adesso, lavorativamente parlando, Saturno è fermo ed esige una maggiore certezza. Sagittario, una giornata oggi che prevede un bellissimo, meraviglioso novilunio di trigono, quindi ritorna tutta l'energia vitale per voi ed eccovi finalmente tornare di nuovo a essere felici e splendidi in questi ultimi giorni in cui Venere è ancora compatibili, sfruttateli bene. Capricorno, un novilunio che finalmente sposta le energie in tutt'altra direzione. Qualcuno di voi probabilmente avrà delle chiarezze relative a qualche patrimonio familiare, a qualche eredità o a come investire delle risorse della famiglia di origine, ed eccovi comunque tornare di nuovo cauti, imprenditori e assolutamente saggi e padroni soprattutto della dinamica, un vero e proprio esempio per gli altri. Acquario, giornata decisamente molto interessante, visto che il novilunio si oppone ai vostri gradi. L'opposizione non è di per sé un aspetto negativo, ma è tensiativo, ovvero vi fa guardare assolutamente a quello che volete, a quello a cui volete puntare, quello che ancora non avete ma a cui ambite, oppure qual è semplicemente la problematica. Tutta la chiarezza del mondo nelle vostre relazioni e soprattutto uno sguardo degli altri che vi restituisce un po' uno spessore che spesso di voi stessi ignorate. Pesci, questo novilunio per voi è un po' distante in gradi, ma sicuramente vi ricorda che nelle piccole cose del quotidiano che trovate la vostra gioia, e anche se a volte siete sottratti da tempi poco felici, un po' tirannici, e se anche dovreste sottrarre del tempo agli affetti oggi per il lavoro, ricordatevi sempre che comunque tornare a casa per voi è una gioia immensa. Faceva molto caldo a Brescia quel 4 agosto del 1978, anche se erano le 8 di sera.
Sul campo di atletica, Sara Simeoni, allora 25enne, saltò in alto la misura di 2 metri e 1 centimetro. Era il record del mondo, che rimase imbattuto per 24 anni. Come si dice quando senti un ronzio improvviso nelle orecchie? In inglese si usa l'espressione "someone's ears are burning", letteralmente le orecchie di qualcuno stanno bruciando. Ma qual è l'origine di questo modo di dire? Pare che risalga all'antichità, quando si credeva che un fastidioso fischio nell'orecchio destro indicasse che qualcuno stava parlando bene di te, mentre un ronzio nell'orecchio sinistro indicava il contrario, era cioè sinonimo di malelingue. Noi diciamo "mi stanno fischiando le orecchie". Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Ci salutiamo con la frase del giorno. Ho paura che il destino possa servire a incoraggiare la rassegnazione nei disperati e l'autocompiacimento tra i potenti. Si può credere che il destino sia già scritto, ma a me piace credere che lo scriviamo noi ogni giorno con le scelte che facciamo. Quindi vi auguro una giornata fatta di piccole scelte. Anche quella di andare a mare può essere considerata una scelta. Ci vediamo domani, buona giornata.